In Sardegna basso il rischio automazione, innovazione, creatività e relazioni umane battono il robot, è quanto sottolinea la Confartigianato, il cui ufficio studi ha realizzato un'indagine su dati del 2018 di Istat e Ocse sul rischio automazione nelle imprese sarde e sul relativo sistema immunitario. Secondo il dossier dell'associazione, nell'isola su un totale di 212.670 addetti che operano nelle attività produttrici, solo il 25,1% sarebbe a rischio automazione, la percentuale arriva al 35,6% nelle imprese artigiane. Un antidoto all'invasione di robot è rappresentato dalla situazione in cui si trova il sistema imprenditoriale sardo, ovvero 12 variabili legate ad aspetti dell'innovazione, formazione, creatività e relazione dalle quali dipende il grado di immunità al rischio automazione, scrive l'associazione. Infatti, in base allo studio, che va considerato come puramente previsionale, in Sardegna l'uomo sarà sempre in grado di vincere sul robot in quelle attività caratterizzate da relazioni interpersonali, turismo, creatività e cultura, e da un'elevata diffusione, qualità ed efficacia del sistema formativo e orientamento all'innovazione. Quello dell'automazione al posto del lavoro manuale è un mantra che giustamente si sente spesso ripetere, ha commentato Antonio Mazzuzzi, presidente di Confartigianato Sardegna, visto l'impatto che la tecnologia ha avuto dalla fine del 1700 a oggi nell'impiego di manodopera umana. Allo stesso modo, prosegue il presidente Mazzuzzi, l'automazione pende come una spada di Damocle sulle sorti delle piccole e medie imprese sarde che però hanno gli anticorpi. Mettendo in relazione il livello del rischio automazione con la forza del sistema immunitario, la Sardegna risulta caratterizzata da un basso livello di rischio e da un livello medio di anticorpi. In altre parole, secondo l'associazione, quelle 12 variabili economiche legate all'innovazione, formazione, creatività e relazione hanno raggiunto un livello tale da salvaguardare il territorio dal rischio che la macchina possa sostituire il lavoro dell'uomo.